Signore e signori, la più cordiale buonasera e benvenuti al Pavillon Municipal di Sant'Ippolito di Voltregà per la prima partita della Golden Cup 2023, versione maschile. Tra pochi secondi Italia-Francia, la prima partita, un torneo che si svilupperà in 3 giornate. Quest'oggi tra 10 minuti Francia-Italia, alle 20:30 Catalogna-Portogallo, che potete vedere sul sito catalanoesport3.cat. Domani alle 10:45 Portogallo-Francia e all'1 Catalogna contro Italia, e poi alle ore 18 Italia-Portogallo e alle ore 20:15 Catalogna-Francia, che definirà una classifica del girone tutti contro tutti di queste 4 squadre, cioè Catalogna, Francia, Italia, Portogallo, e si sfideranno poi nelle finali domenica mattina alle 10:45 tra terzo e quarto posto e alle ore 13 tra primo e seconda classificata. Chi vi parla è Stefano Zamperini, siamo in diretta dal Pavillon Municipale, come detto, Oliveras della Riva. Tra pochi secondi entreranno le formazioni che comunque hanno delle novità, perché in quel della Francia non c'è Roberto Di Benedetto e neanche Antoine Lebert, 2 giocatori che insomma non facevano certo dispiacere la formazione di Fabien Savreux, mentre l'Italia è arrivata qui in Catalogna ieri con 12 giocatori e oggi sono esclusi Bruno Sgaria e Nicolas Barbieri. Quindi andremo a elencare le formazioni prima dell'entrata delle squadre, quindi anche degli inni nazionali. Per la Francia il numero 1 Pedro Chambel, numero 2 Fabien Barengo, numero 3 Bruno Di Benedetto, numero 4 Rémi Herman, numero 5 Anthony Da Costa, numero 7 Leo Savreux, numero 8 Nathan Geflot, numero 9 Carlo Di Benedetto, capitano, e 10 Audelin, il tecnico come detto è Fabien Savreux. Mentre l'Italia schiera il numero 1 Stefano Zampo, il numero 2 Francisco Pignazzar, il numero 3 Morgan Antonioni, il numero 4 Davide Gavioli, il numero 5 Alessandro Faccini, il numero 6 Andrea Malagoli, il numero 7 Giulio Cocco, il numero 8 Elie Cenquini, il numero 9 Francisco Compagno, il numero 20 è Riccardo Gnata. Gli allenatori sono Alessandro Bertolucci e Mirko De Girone. Subito una novità, perché il capitano della nazionale italiana è Giulio Cocco. Non sappiamo se è definitivo o meno, però per oggi e penso per il torneo Giulio Cocco sarà il capitano della formazione italiana, che tra pochi secondi entrerà qui in pista. Prima di iniziare ovviamente ringraziamo l'Esport 3, la televisione della Catalogna, che ci ha dato la possibilità di essere in diretta quest'oggi in maniera assolutamente libera per il popolo italiano, quindi li ringraziamo assolutamente per questa concessione, anche perché siamo gli unici a trasmettere oltre ovviamente in lingua catalana, quindi insomma ci fa piacere essere qui e potervi farvi partecipe di questa spedizione italiana, che poi settimana prossima vedrà i ragazzi di Alessandro Bertolucci in pista per l'ultimo allenamento, l'ultima rifinitura in quella di Recoaro Terme, dove è iniziato una settimana fa proprio il raduno degli azzurri, e poi il 17 luglio in pista di nuovo in quel di San Sadurina Noia per la prima sfida del campionato europeo nella cittadina poco distante, circa 3 quarti d'ora di auto da qui, uno dei centri insomma nevralgici dell'hockey catalano, proprio qui San Sadurina Noia. Vediamo delle prove video intanto qui nella televisione catalana. Noi siamo entrati leggermente prima, volevamo dire 2 parole, giustamente dire 2 parole, quindi siamo entrati un po' prima, avevamo possibilità. C'è anche un arbitro italiano nella competizione, Claudio Ferraro di Bassano del Grappa, che oggi giustamente non fischierà, ma quest'oggi gli arbitri saranno Iva Gonzalez e Gerard Gorina, 2 arbitri internazionali catalani. E ci sarà anche Tonio Ribò in panchina insieme al terzo arbitro, che appunto è Claudio Ferraro di Bassano.
Tutto pronto, qui vicino a me ci sono già gli azzurri con Ale Bertolucci che già spiega come partire subito all'inizio gara. Evidentemente l'assenza di Roberto Di Benedetto cambierà la Francia, perché non sarà la Francia che abbiamo visto agli europei e ai mondiali, quindi meno aggressiva e probabilmente più riflessiva, mentre l'Italia insomma ha informazione tipo insomma, per quanto riguarda quelli che sono qui oggi, perché sono tanti gli esclusi e gli assenti per le lesioni fisiche, Ambrosio e Verona, questo lo sappiamo. L'assenza invece dei due fratelli Banini è personale, quindi sono 4 assenze importanti sia oggi ma sia anche domani e anche nell'europeo tra 10 giorni, tra 15 giorni, quindi questa è la situazione degli azzurri e ovviamente da oggi inizia questa avventura dell'europeo. C'è molto importante perché insomma, c'è da confermare il terzo posto e qualcosa di più, speriamo di ambire a qualcosa di meglio. Speriamo che ci sarà un europeo a 8 squadre con 2 gironi da 4, gruppo A, gruppo B, gruppo A Italia, Francia, Portogallo e Spagna, cioè il gota dell'hockey europeo, e poi nel girone B tutto il resto, Andorra, Svizzera, Germania. Qui vediamo gli arbitri dell'incontro, Ivan Gonzalez e Gerard Gorina. Qui vediamo Tommy Colamaria con gli azzurri inquadrati dalla telecamera di TV3 Catalogna. Salutiamo dei rappresentanti italiani perché ci sono, abbiamo visto inquadrati dei ragazzi di Follonica che stanno facendo un campus qui vicino, sono venuti a supportare gli azzurri, quindi un saluto anche da noi qui in diretta. Tutto pronto per la partenza, iniziamo il saluto del pubblico alle due squadre. La selezione azzurra è a distanza a circa mezz'ora da Sant'Ippodio Volterra, come tutto il torneo, tutto lo staff, arbitri e squadre sono nello stesso hotel, un hotel montagna su una collina che ospita tutta questa manifestazione. Ora c'è la presentazione, vediamo qui tutti gli azzurri con Morgan Antonioni, Mirko De Gerone, Davide Gavioli. Ecco che entrano i giocatori, numero 1 come ho detto Stefano Zampoli. Abbiamo qualche notizia supplementare, 23 anni del Trissino ma nato a Prato. Numero 20 Riccardo Gnata, 30 anni del Forte dei Marmi ma nativo di Breganze. Il numero 2 è Francisco Pignazzar, 24 anni del Trissino, campione d'Italia, nativo di Buenos Aires. Il numero 3 Morgan Antonioni di Forte dei Marmi ma gioca con il Lodi. Numero 4 Davide Gavioli, trissinese ma modenese di nascita. Numero 5 Alessandro Faccin, trissinese, nato a Trissino ma gioca con il Lodi, 24 anni. Poi numero 6 Andrea Malagoli, se vogliamo dire uno tra i più anziani insieme a Elie Cinquini, qui se vediamo Andrea Malagoli anche lui modenese, gioca con il Trissino. E poi Elia Cinquini, Forte dei Marmi, 32 anni. Poi Giulio Cocco, capitano, 27 anni del Trissino ma nativo di Valdagno. E il numero 9 Francesco Compagno, 24 anni, giocato qui in Spagna, a Reus qui vicino, di Breganze, ma insomma ritornerà in Italia tra pochissimi giorni, visto che è stato contattato dal Forte dei Marmi. Ora c'è la Francia con numero 1 Pedro Chambel, 30 anni del Saint-Omer in Francia, uno degli eroi di quel bronzo mondiale che ancora ci sta qui come italiani. Il numero 10 Alain Adeline, 29 anni del Coutras. Il numero 2 Fabien Barango, 26 anni del Saint-Omer. Il numero 3 Bruno Di Benedetto, 26 anni del Liceo La Corugna. Numero 4 Rémi Herman, 26 anni della Juventude de Viana. Numero 5 Anthony Da Costa, 27 anni del Noisy-le-Grand. Numero 7 Léo Savreux, 21 anni, uno dei più giovani del torneo di Saint-Omer. Il numero 8 è Nathan Geflot, 25 anni della Vendenne. E poi il capitano è Cao Di Benedetto,
27 anni, del Porto. Andiamo a sentire gli inni italiani e francesi. Siamo in diretta qui sempre dal padiglione municipale Vittorio Oliveras, Oliveras della Riva a Sant'Ippolito Voltregà. Tra pochi secondi la partita da Francia-Italia. Francia gioca in casa, l'Italia gioca fuori casa, giocherà anche domani fuori casa contro la Catalogna, mentre domani sera la sfida contro il Portogallo e giocherà in casa. Tutto pronto, foto di rito ovviamente delle due formazioni prima della prima partita. Come detto, un'Italia nuova, diciamo che diversi giocatori, anche se sono nuovi come Azzurri Senior, cioè scusate, Barbieri, Antonioni, Facin, soprattutto sono giocatori che hanno già giocato in nazionale giovanile, che hanno conquistato anche un oro, l'ultimo oro a Gujan-Mestras in Francia nel 2014, e quindi è un ritorno in azzurro dopo diversi anni, ma insomma può essere un rilancio. Sono giocatori che hanno giocato molto bene questa stagione, Barbieri e Facin a Lodi, un ottimo secondo posto in regular season con la squadra di Gigio Bresciani, e anche Barbieri più giovane, solo 21 anni, uno dei più giovani insieme a Savreux della Francia, un giocatore in cui sicuramente lo rivedremo negli anni prossimi, essere uno dei baluardi difensivi dell'Italia, però può dire la sua assolutamente in questa competizione, non solo. Mentre i tre portieri, insomma, li conosciamo tutti. Leo Barozzi ha lasciato la nazionale per essere l'allenatore dei portieri, e ci sono tre portieri insomma piuttosto giovani, Ignata 30 anni, Sgaria 25, Zampoli 23, insomma anche qui
giocatori che faranno la storia di questa competizione. Vediamo intanto qua Tommy Maria, responsabile squadra nazionale. Ora finalmente è veramente tutto, siamo in ritardo di circa 5 minuti, ma c'è tutto il tempo per iniziare a giocare. Tutto è pronto. L'Italia schiera Zampoli tra i pali, Malagoli, Gavioli, Pignazzara e Cocco, quindi insomma tutto il trissino campione d'Italia qui in pista per iniziare questo torneo, insomma la formazione che ci aspettavamo assolutamente, mentre dall'altra parte i due fratelli Carlo e Bruno Di Benedetto, Anthony Da Costa e Leo Savreux tra i pali, Pedro Chambel. Insomma, subito la squadra più esperta in pista per gli azzurri, una squadra che ha vinto tutto in Italia, ha vinto la Supercoppa, Coppa Italia e campionato italiano, poi si è tolta la soddisfazione di vincere anche la Coppa Intercontinentale in casa del Valongo, non è mica cosa di tutti i giorni, quindi è una squadra esperta ed è questo il nocciolo, lo zoccolo duro che il tecnico Ale Bertolucci, che li segue questi giocatori che vediamo qui in pista da 2 anni, quale miglior formazione mettere in pista per sia questo torneo, ma sicuramente perché è il campionato europeo. Ancora Cocco per Gavioli, quindi i Pignazzar, insomma giocatori che si conoscono molto bene. In questo caso Malagoli viene fatto da Bruno Di Benedetto, parte veloce la Francia, come sappiamo molto veloce con rapidi passaggi anche precisi. Ora il Pignazzar non riesce a servire Gavioli. Savreux, numero 7, uno dei più giovani, subito in pista. Anche lui sarà il futuro della nazionale transalpina. Conto, mi sembra che gli oggetti comunque Ivan Gonzalez e Ragorina della federazione spagnola internazionali. Vediamo subito molto attivo coach Alessandro Bertolucci. Vediamo dei micro scatti, purtroppo non perfette le immagini. Speriamo che possano arrivare in maniera discreta dalle vostre teleschermi, ma vedo purtroppo ci sono dei problemi alla rete. Tanto recupero della nazionale di fase difensiva con Gavioli, poi serve Malagoli. Ci ha provato subito Giulio Cocco, capitano, una stata schiacciata in dietro porta. Ovviamente l'osservato numero 1 per la Francia è Carlo Di Benedetto, francese ma di chiare origini italiane, il padre è della Calabria. Tanto Giulio Cocco c'era libero in centro, Gavioli non è riuscito a servire il compagno di squadra di club, Carlo Di Benedetto dall'altra parte, Zampoli dice di no con la spalla destra, ritmi subito veloci, aspettavano una più riflessiva Francia, ma sta andando tutto per tutto, già la squadra transalpina nonostante la formazione leggermente meno di caratura internazionale rispetto a quella dell'Italia. Bella parata qua di Zampoli, fa ripartire gli azzurri, ma insomma decisivo questo intervento del pratese. Pignazzar per Gavioli, quindi Cocco. Stato ancora fermo sullo 0-0, sono dopo 2 minuti e 30. Come detto, scusiamo per i piccoli problemi tecnici, però non sono dovuti a noi, ovviamente alla rete. Qua brutto il passaggio di Malagoli, stato da Carlo Di Benedetto, poi serve Bruno Di Benedetto in area, arriva anche lo smash di Leo Savreux, pallina che va sopra la traversa, però c'è stato l'errore in attacco della formazione italiana sull'errore di costruzione del gioco. No, ci prova ora Gavioli in centro area, c'è sempre Carlo Di Benedetto a neutralizzare onnipresente i giocatori del Porto, anche se insomma la partita è lunga, sono 25 minuti a tempo. Non c'è il fallo su Gavioli e ancora non commette fallo il numero 9 francese, serve il fratello al lato di Gavioli, scusate, di Zampoli. In panchina per gli azzurri Compagno, poi Cinquini, Antonioni e Faccin. Abbiamo visto un'impercussione di Pignazzara per l'entrata in area di Malagoli.
Ovviamente vediamo tre giocatori con una, una mise tutta bianca, dorata in testa, ne fa esenti però Cocco e Zampoli. Non abbiamo ancora capito il motivo, ma evidentemente ci sarà un motivo. Non sappiamo, tanto vediamo la bellissima conclusione di Cadi Benedetto sull'assist di Da Costa, ma Zampoli è molto reattivo, ma ha messo la Francia subito con scambi veloci in area, ma anche precisi rispetto agli azzurri. Qua l'altra conclusione, in questo caso di Bruno Di Benedetto, Zampoli chiede l'intervento dell'arbitro, chiede la pulizia della pista il portiere del Torino, campione d'Italia. Un avvio migliore in un primo momento degli azzurri, poi la Francia è ritornata assolutamente, come abbiamo visto anche negli europei dei mondiali, a imprimere un ritmo assolutamente buono, con diverse percussioni dei due di Benedetto. Essenzialmente qua vediamo Cocco che si gira, che impatta sui pattini degli avversari. Ancora Cocco parte da lontano, tira da distanza, impatta su Cadi Benedetto. Attenzione alla ripartenza della Francia, che è molto forte in questa situazione, ma sbagliano anche loro, quindi riparte la squadra azzurra con il tiro di Gavioli. La prima vera conclusione di Davide Gavioli, un tiro dalla media distanza che impatta sui guantoni del portiere Pedro Chambert. Qui vediamo il replay del tiro di Gavioli, più scenica la parata del portiere portoghese, naturalizzato francese Pedro Chambert. Qui vediamo inquadrato anche Ale Bertolucci, il tecnico azzurro. Qui Davide Gavioli, autore del tiro. C'è da pulire la pista. Vediamo anche un mini time out in questo torneo di preparazione all'europeo. Nessun cambio per ora delle formazioni, sono passati 5 minuti e 09. Vediamo, torneo di preparazione, però è sempre un torneo ufficiale, quindi i motivi vogliono ben figurare. Per l'Italia è, come ha detto Ale Bertolucci nell'intervista che abbiamo pubblicato, è un test probante per l'europeo, quindi quello che non funzionerà in questo torneo verrà poi sistemato nella settimana che viene a Recordaro Terme. Non sono previste altre amichevoli, quindi queste partite sono le uniche prima dell'europeo, che inizia il 17 luglio. Davide Gavioli recupera la pallina, serve poi Pignazzar, ancora Gavioli, chiede di spingere un po' la squadra, diciamo il tecnico Bertolucci. La Francia è ben disposta, molto reattiva, non è facile. Intanto Compagno, il numero 9, al posto di Andrea Malagoli, ha commesso un paio di errori in questi primi 5 minuti, però ovviamente è un torneo di esperimenti, è un torneo di validi possibilità di provare. C'è uno scontro tra Compagno e Bruno Di Benedetto, non c'è fallo secondo gli arbitri dell'incontro. Pallina che scivola sulla destra dei vostri teleschermi, si lamenta Bruno Di Benedetto per questo scontro in area, appena fuori dall'area, un blocco non fischiato dalla coppia arbitrale. Fai di squadra 1-1. Vediamo inquadrato Giulio Cocco, Gavioli e Compagno. Vediamo inquadrato Fabien Savreux, il tecnico francese, data la pallina ai transalpini. Quindi si prende con un possesso dei Galletti con Savreux, poi Da Costa, poi Bruno Di Benedetto, ancora Da Costa che gioca con il Noisy-le-Grand in Francia, l'unico che non ha avuto esperienza internazionale, perché tutto il resto, Leo Savreux tra l'altro è stato già la prossima giocherà in Spagna, quindi insomma prosegue
la colonizzazione del campionati esteri da parte dei francesi. Bruno gioca con Liceo, mentre Carlo con il Porto, campione d'Europa nella World Skate Europe Champions League, tutto il Valongo in finale un mese e mezzo fa. Compagno poi fuori per Gavioli, poi Cocco, un po' timoroso dall'Italia che però perde la pallina, subito la pallina Carlo Di Benedetto, perde da Costa, pallina che viene bloccata da Zampoli. Ora in fase di costruzione qualche problema per gli azzurri, manca la velocità e la precisione, manca un po' di coraggio per entrare nello slot francese. Francia più reattiva, ma insomma anche recentemente fisicamente è stata decisiva la formazione di Savreux rispetto a quella italiana, che magari esce alla distanza, esce nella ripresa. Intanto è uscito Bruno Di Benedetto, è entrato il numero 8 ed è Nathan Geflo della Venden. Anche secondo me anche lui ha giocato un anno fuori in Portogallo, se non erro. Ora ha solo 25 anni, non ha fatto parte del mondiale, ha fatto parte dell'europeo. Tanto che Geflo entra in area, viene però deviata dall'intervento di Pignazzara. Entra anche Remy Herman, 26 anni della Juventud de Viana, già diverse stagioni fuori dal campionato portoghese, il 26enne. Entra anche il numero 2 che è Fabien Barengo, anche lui non è mai uscito da Saint-Omer, ma è pluricampione di Francia come tutti i giocatori del Saint-Omer, che si contengono il scudetto francese con il Quevert. Ora ci prova Barengo, ma lui la palla compagno, che accompagno per Gavioli, si gira molto bene, ma viene parato il suo tentativo a una mano da Chambel. Riparte l'Azzurri con un bello scambio veloce tra il Pignazzar e il Cocco, parato ancora una volta dal portiere portoghese. Quindi due fiammate degli azzurri al minuto 9. Carlo Di Benedetto per Remy Herman, Barengo, anzi Geflo per Carlo Di Benedetto. Ora manovra un po' più contenuta dei francesi, ovviamente mancando Bruno Di Benedetto manca un po' di esplosività ai francesi. Intanto è uscito Franny Pignazzara, detto Pancio, entra Ale Facin, triscinese, ora in forza all'ordine di Gigio Bresciani, 24 anni. Compagno ha dato una scossa agli azzurri dopo alcuni minuti un po' sottotono, un po' schiacciati dalla ripartenza dei francesi. Qui bello scambio, una bella triangolazione con Barengo e il numero 8 Geflo. Arriva alla conclusione, vicinissima ancora la Francia, tiro di Compagno. E come detto, quando la Francia decide di ripartire si trova con una superiorità numerica e anche soprattutto delle triangolazioni importanti. Già la seconda volta che arriva la triangolazione, la formazione di Savreux, cosa che abbiamo già visto della Francia, che ci ha fatto male anche quella finalina nella bolgia la bolgia disinteressata del cantone di San Juan. Tutti aspettavano la finale tra Argentina e Portogallo, tutti a tenere il posto, era surreale, veramente gli 8000 del cantone a guardare la partita Italia-Francia, un silenzio surreale. Ora Carlo Di Benedetto per ancora Geflo, che è seconda conclusione per il numero 8, ancora Zampoli decisivo in questo avvio, ma ancora una volta più a favore della Francia che quella italiana. Ora Facin contro Remy Herman, spara a sinistra, non trova nessuno, il trissinese voleva trovare Gavioli, non lo ha trovato. Ora Barengo, sono stati 11 minuti, nessun time out, siamo a metà del primo tempo, 0-0 il risultato qui dal Povera Municipal Oliveras della Riva. Ora ancora che tiro reattivo Ste Zampoli, 5 parate decisive del Pratese, del toscano. Esce Cocco, entra Elia Cinquini, Forte dei Marmi, 24 anni, confermato dopo il buon mondiale in quel di San Juan. Compagno dietro porta a cercare Cinquini, Facin in area,
c'è il fallo però proprio del numero 5, secondo fallo di squadra per gli azzurri. Rientra Bruno Di Benedetto, il cambio è con Caro. Qui vediamo la conclusione di Nathan Geflo, ma molto bravo Zampoli, decisivo in questa parata come nelle altre almeno 3 parate decisive. Qui vediamo ancora la ricerca della triangolazione di Bruno Di Benedetto. Al centro c'è Remy Herman a tagliare, Cinquini fa buona guardia, esce anche Davide Gaglioli e rientra il Pignazzarra, il numero 6, quindi non è entrato nelle rotazioni Morgan Antonioni, il 21enne di Forte dei Marmi. Parte ancora la Francia, un copione già visto fino a qui. L'Italia costruisce poco e male, fino adesso questa è la personale conclusione dopo questi primi 12 minuti del gioco. Ovviamente più per la Francia per vie esterne con Geflo a cercare il taglio di Bruno Di Benedetto. Siamo un po' da bordopista, cioè vedete qua sulla destra, vedete lì, difficile anche capire come giocano le squadre, però cerchiamo di dare il meglio qui a fondo pista, bordo pista. Revierman a cercare Bruno Di Benedetto, sta per scadere in 45 secondi, però non è uscita la conclusione. Prima time out arriverà della panca francese. Non so se avremo il time out, sinceramente non vedo il tecnico, quindi non ci sarà l'audio da bordo pista. Compagno cerca l'ingresso di Lecce in area, Faccin invece serve Malagoli per Compagno, poi ancora per il Modenese, poi per il Vicentino. Un po' più di possesso ora per gli azzurri. Il Lecce si era mosso bene al centro, girata fuori dall'area, neutralizzata dalla difesa francese che riparte per l'ennesimo contrattacco a 3 contro 2, 3 in questo caso. Stavolta l'Italia è più reattiva. Prima che esce c'era il time out al 13:58, 0-0 il risultato. Vediamo inquadrato Nathan Geflo e invece c'è il time out. Sentiamo anche l'audio dell'angolo francese. On place une circulation ici. Jouez là, ici. D'accord? Jouez sur les diagonales. D'accord? Ça marche? Deuxième. Il faut que, quand on vient là-bas au fond aussi, il faut que celui qui est ici, quand il sort là, celui-là, il va ouvrir là, celui-là va donner une solution sur cette diagonale-là, et celui-là va donner une solution là. D'accord? Il faut que vous cherchiez ce deuxième poteau ou cette diagonale. Mais ce mec-là, il arrête de rentrer à chaque fois là. À chaque fois, on voit qu'on est deux et lui il rentre. Et autre chose, on s'arrête là. En défense, si le mec il est là, il est à la sortie du poteau, nous on peut pas être là. Si le mec il est là, moi je suis au milieu de la cage. Si après il revient par là, je suis prêt. Et autre chose, quand ils sont là au fond, quand ils jouent au fond, lui là il peut pas être là. On vient le quatrième dans la surface, à la ligne de la surface. S'il ressort la balle, après nous on ressort la balle. Rémi par exemple, shoot, mets-toi devant, d'accord? Et Nathan, Fab, je préfère que tu joues là-bas devant avec Bruno et que Nathan tu sois ici pour lancer toi un contrat, d'accord? 2 minutes encore. Torniamo in diretta, spero che avete sentito questo time out. Chiara la presenza di Claudio Di Benedetto nel time out che spiega un movimento in attacco. Si sta parlando di attacco, non ho capito sinceramente niente, però è chiaro l'espressione, modalità di movimento, la richiesta di essere probabilmente più precisi in attacco con ingressi, tagli che abbiamo già visto. Tanto in pista ha confermato il quartetto che ha detto poc'anzi, cioè Faccin, Cinquini, Malagoli e Compagno. Recupera la pallina proprio il trissinese, il vicentino. Faccin per Compagno, poi Malagoli, ancora il Mala per Elia dalla distanza, cercare la deviazione di Compagno, cioè appunto il taglio del vicentino, ma sbaglia il possesso. L'Italia in superiorità numerica con un Malagoli per Compagno. Che occasione per gli azzurri, la conclusione di Compagno da rivedere assolutamente, pallina ciccata. Il tiro di Cinquini che si spalma sulla traversa, non c'è il gol, seconda coppia arbitrale. Andiamo poi a vedere il replay della televisione catalana. Ora Compagno in difficoltà, ora la formazione francese. Malagoli, tiro alla distanza fuori, pallina alta.
Grande opportunità per l'Italia al 15° traversa di Cinquini dalla distanza. Geflo dall'altra parte, Sibile al palo. Cioè, attentissimo ancora l'ottimo Cinquini. Fin qui uno dei migliori degli azzurri. È entrato da pochi minuti ma ha fatto sentire subito i chili e anche la personalità. Viene Cinquini per Faccin. Ancora Cinquini, Malagoli, sempre alta la difesa francese. Ancora Elia per Andrea. Imala ci prova, ma non c'è lo scambio veloce con compagno. Anzi no, trova il regalo di Ciambel, quindi può esserci un altro possesso azzurro. Sentiamo sbracciare coach Bertolucci e cercare il movimento. Ovviamente adesso tutto trovato. Bello inserimento di Malagoli per Faccin che sfiora il gol, ma il movimento di Malagoli era ottimo, era da solo in area, ha avuto servire Faccin, cioè la traversa di Bruno Di Benedetto, si allargano un po' le squadre e arrivano anche le occasioni. Faccin vince un ingaggio a centro area. Sì, io da qui l'ho vista sulla traversa. Non so se ci sarà. Tanto è pronto Morgan Antonioni che entra quindi nelle rotazioni azzurre. Siamo al 16° minuto. Traversa sia di Cinquini sia della squadra francese con la deviazione di Bruno Di Benedetto. C'è il tiro diretto per fallo di Bruno Di Benedetto. Qui vediamo la traversa di Cinquini. E non era gol, pallina ovviamente che era uscita dalla porta, e poi è stato tiro diretto, un fallo netto di Bruno Di Benedetto sul contrattacco italiano. Entra Giulio Cocco, vabbè, perché abbiamo il miglior tiratore d'Europa che è Giulio Cocco, capitano oggi, quindi Cocco contro Chambel, ci faremo anche del replay, non l'abbiamo vista, però insomma tanto c'è cartellino blu per Bruno Di Benedetto per proteste. Continua a protestare il giocatore italo-francese, proteste all'arbitro Ivan Gonzalez, quindi oltre al tiro diretto, cartellino blu, non cambia niente, c'è che la in superiorità, continua a protestare Bruno Di Benedetto. Non c'è uscintata di Carlo, quindi Cocco contro Ciambel, siamo al 16:42, abbiamo visto il replay. Giulio Cocco, vediamo come cosa opterà. Lui è un buon tiratore ma anche un buon dribblatore. Tiro diretto e gol di Giulio Cocco al 16:42. Come detto, gran tiratore Giulio Cocco, il gol del vantaggio. Vediamo qui la bellissima conclusione veloce a mezza altezza a destra, non imparabile, meno di vedere, ma non è riuscito ad arrivarci con il casco il portiere portoghese. Fallo di squadra per l'Italia, intanto è il terzo. Non ci hanno fatto vedere il replay del tiro diretto. Siamo al 16:42, 1-0 per l'Italia. Tiro diretto di Cocco che abbiamo rivisto, però non abbiamo visto il fallo. È stato un blocco del giocatore in attacco, non ho visto chi fosse, ma ho visto che c'è stato il blocco. Qui vediamo appunto chi è stato fatto fare il blocco, non è stato fatto lui, è proprio Bruno Di Benedetto. Quindi in pista per la Francia ora Leo Savreux, fallo di squadra numero 4, quindi Di Benedetto con Savreux, Da Costa e Herman. Non c'è la superiorità numerica, è assegnato l'Italia. L'Italia è rimasta, cioè la Francia è rimasta in 4 esterni. Errore di Da Costa per Malagoli, in area Malagoli, ancora Cocco, doppia parata di Ciambel, ma che occasione qua per gli azzurri, regalata la conclusione. Fallo di squadra numero 5 per l'Italia, sta aumentando la conta dei falli, ora sta diventando fisica come i vecchi cari sfide tra Francia e Italia. Recupera la pallina Chio Compagno per Cocco, pallina sparata in centro, cercare probabilmente la deviazione corta del portiere francese, però non è arrivato al contempo. Sono dei piccoli scatti, problemi tecnici, purtroppo sono dei problemi tecnici, non sono derivati da noi.
quindi ce ne scusiamo fin da ora. Dato lo scambio in area di Claudio Di Benedetto per Remy Herman, lo blocca Giulio Cocco, non c'è fallo in centro area. Ora la formazione ancora italiana, Compagno, 18-10, una Francia che ha giocato meglio fino a qui, ma il gol è arrivato dall'Italia. In certo senso il contrario, stavolta è così. Compagno, Malagoli e quindi Cocco. Tiro di Cocco alla deviazione di Compagno. Abbiamo già visto questa soluzione più volte in questo avvio di gara. Ancora Malagoli per Compagno. Con i due scambiano la pallina. Cenquini cercava l'azione veloce ma viene intercettata da Costa, poi fa ripartire ancora in superiorità Herman per Da Costa, pallina che è simile al palo, anzi piuttosto fuori. Francia comunque molto attiva con frequenti tagli e controtagli, più dell'Italia sicuramente. Claudio Di Benedetto contro il Compagno, Herman entra in area, intervento di Zampoli e c'è il time out chiesto da Ale Bertolucci, andiamo a sentirlo, dato qui vediamo la conclusione di Malagoli e andiamo poi a sentire una volta che l'abbiamo messi giù, diamo ritmo alla palla perché ci aiuta anche a giocare meglio, ok? Invece magari di sparare un tiro dopo 15-20 secondi di possesso. Li facciamo ballare un po', 30 secondi, 40 secondi, allora poi dopo quando la palla viene fuori o il tiro o una diagonale mantenendo sempre gli equilibri. La prima palla che recuperiamo la portiamo giù. Ora te, se mala un po' più giù, se in caso il mala venisse fuori ci vai te un po' negli angoli, ok? Lavori un po' là, gioca tranquillo, gioca sereno, mi raccomando le marcature, c'è già la palla, vai via, go. Abbiamo sentito anche il time out, spero che vi sia arrivato anche a voi. Allora semplicemente vuole più possesso palla, anche perché è stata un po' impulsiva agli azzurri in questa prima fase. Entra Antonioni insieme a Malagoli, a Cocco e a Elia Cinquini. Il Forte Marmino in pista ora per il suo esordio in azzurro, l'ha già fatto con l'Under 23, ma questo è il vero battesimo con la maglia azzurra. Uno dei giocatori più talentuosi di quella nata di Under 23, di quella generazione lì. Intanto ruba la pallina, ancora un ottimo Elia Cinquini per Malagoli, lì a sinistra, bel diagonale, ma quello che chiedeva il coach Bertolucci è più possesso, meno istintività, Malagoli più avanzato e Antonioni più assist man. Queste parole di Alessandro Bertolucci, se vi è arrivato il time out, perché sinceramente io non ho qua nessun feedback da poter utilizzare. Carlo Di Benedetto cercava il movimento di Da Costa, ma viene soffiata la pallina dal bastone. Mancano ormai 5 minuti, 1-0 per l'Italia, decide per ora il gol di Cocco su tiro diretto. Sono state diverse occasioni, almeno 3 occasioni importanti per la Francia prima del gol. L'Italia ha beccato una traversa come di Benedetto, non abbiamo visto il replay in quella di Benedetto, di Bruno ovviamente, ma Morgan Antonioni per Cocco, quindi Cinquini, poi il Mala per ancora Cocco, scambi veloci lontani tra di loro. Antonioni subito al primo tiro, scaldare i guantoni di Chambel, subito di carattere il toscano. Cocco dalla distanza, resettano i secondi gli azzurri, ma ripartono con il possesso. Cocco per Antonioni, poi Malagoli, scambio a 3 sulla zona laterale, Cocco al centro per Malagoli, scivola il modenese, non c'è il fallo richiesto dalla panchina azzurra, entra Antonio Da Costa, non c'è anche qui neanche fallo, riparte dai Cinquini per il Mala, che proprio è stato richiesto che rimanesse in attacco, funge anche qui ancora Malagoli, ancora Chambel decisivo, il portiere francese. È state almeno 2 occasioni dopo l'1-0 per gli azzurri. Ora Savro esce fuori dal controllo di Malagoli, i Cinquini sbaglia però il possesso, la squadra transalpina, riparte l'Italia con Malagoli.
Gavioli contro Calo Di Benedetto, scambia con Antonioni, poi Cocco, la Francia è sempre molto alta di baricentro, ora intanto sono stati 2 fatali Di Benedetto, ma c'è il buco in attacco, è orientato poco fa. Davide Gavioli è trovato proprio un'autostrada, si è infilato, non è riuscito però a trovare il gol, l'altro modenese, ha fatto staffetta, ora in pista anche il Pignazzar, al posto di Elie Cinquini, quindi Antonioni, il Pignazzar, Gavioli e Cocco. Non c'è fallo nella balaustra, blocco irregolare, non regolito dai 2 arbitri. Si fa giocare, in conclusione di Calo Di Benedetto, ravvicinata, ottimo Zampoli in questo primo tempo, diverse conclusioni parate. Ora Cocco contro Di Benedetto, alza un po' il gomito, sbatte sulla balaustra il talento di Valdagno, vediamo qui il replay. No, si alza un po' il gomito, ma butta botta però di Giulio sul non so se è il ferro, sul tabellone. Chiama il cambio Gavioli, siamo al 22-19, siamo in diretta dal padiglione municipal Oliveras della Riva, Sant'Ipol di Voltregagn, nel cuore della Catalogna, per la gol del Cado Minuta. Qui vediamo il replay, un'antagolazione, sì, leggermente alto il gomito, ma va a sbattere una bella botta sulla nuca per Giulio. Ancora per terra, non c'è intervento dei sanitari, ma mi sembra un po' claudicante Giulio. Adesso entra Angelo Di Natale, il fisioterapista azzurro, mentre si è tagliato il giocatore italiano. Adesso entra Di Natale, entra anche la Sanitat con grande calma. Sì, grande calma. E quindi 1-0 decide per ora il 16-42 Giulio Cocco, proprio l'autore del gol per terra. Ora colpo alla nuca. Cercano di intendersi in spagnolo, in castigliano. Abbiamo qui inquadrato Tommy Clamaria e Ale Bertolucci, Fanny Pignazzar. Ricordiamo, utile ricordare che tutte le foto saranno poi presenti su www.fisr.it/hockeypista. Come tutti i comunicati della nazionale, non solo. Abbiamo qui Ale Bertolucci con i suoi atleti. Qui anche Elie Cinquini, grande ingresso in questo torneo per il toscano. Sta per rialzarsi Giulio Cocco, vediamo il clan azzurro, non si vede un taglio, quindi solo un bernocolo per Giulio. Vediamo i ragazzi di Follonica con i genitori, e un saluto. Tutto pronto per rientrare in diretta, pulizia completata della pista. Ora al suo posto rientra Faccin Morgan Antonioni con la coppia trissinese, i Pignazzar e Gavioli, una coppia che sarà divisa tra qualche mese, visto che il Pignazzar non sarà più della formazione campione d'Italia, i blu celesti. Ora Faccin con Morgan Antonioni, poi Gavioli parte da lontano, tiro alla distanza di Gavioli, deviato da Di Benedetto, un po' forzata qui la conclusione degli azzurri. Ora Gavioli ferma Di Benedetto. Il Pignazzar, poi insomma, utile ricordare che insomma, l'Italia, ma non solo, anche la Francia, ma anche il Portogallo, doveva anche gestire le energie dopo una super stagione partita ad agosto, poi fermentata dal mondiale a novembre, quindi insomma da gestire tutte le forze, e su questo l'Italia
poi non avrà giocatori di qualità che non hanno giocato il mondiale, quindi leggermente un po' più freschi, però insomma, per esempio di Benedetto sono ormai da agosto, dai primi, se non anche fine luglio, che stanno giocando, quindi insomma la stagione è complicata anche per loro. Tanto ora l'Italia in 3 contro 2 con i Pignazzar, Gavioli, a sinistra Faccin entra in area, Faccin vicinissimo al gol, Ale Faccin. Parata decisiva ancora di Pedro Chambel al 23esimo minuto, decisivo il portiere francese almeno in 3 occasioni. Dopo il gol di Coco, l'Italia si è un po' tolta un po' via quel torpore di inizio partita con una buona seconda parte del primo tempo, ma soprattutto anche dovuto a un calo dei francesi, potuto in attacco, è mancata una precisione che è stata nel primo tempo, come in questo caso. Ripartenze che non si compiono. Altri fra di squadra, 5 per l'Italia, 2 per la Catalogna, scusate, per la Francia. Manca un minuto. Dopo di noi giocherà Catalogna-Portogallo, ma non la trasmetterete in diretta, quindi dovete andare sul sito www.esport3.cat e seguire il canale Sport 3 e la diretta delle partite. Bellissimo calo di Benedetto, numero nello stretto e poi alza e schiaccia la pallina, non riesce però a trovare lo specchio della porta. Una fiammata del fenomeno italo-francese calo di Benedetto, uno dei migliori del mondiale assolutamente, insieme a diversi argentini, ma calo di Benedetto ha veramente stupito ancora una volta questa grande scesa del lungo della Roche-Huyon. Ora Savreux, ma con 10 secondi per Da Costa, ma Antonioni c'è, assolutamente ottimo il battesimo del Forte Marmino. Finisce qui il primo tempo, Francia 0, Italia 1, decide al 6,52 Giulio Cocco sul tiro diretto. Vediamo inquadrato il biondo Gavioli, qui Morgan e Faccin, qui non siamo inquadrati, siamo proprio lì a bordo pista. Cinquini, Malagoli, Compagno e Cocco, è uscito claudicante con una borsa del ghiaccio sulla nuca, quindi 1-0. Noi ci prendiamo 10 minuti di pausa, poi torniamo in diretta su YouTube di Fisero Hockey Pista per il secondo tempo di Francia-Italia, sempre in diretta con Stefano Zamperini, lo staff di Fisero TV.
torniamo in diretta qui dal pavillon municipale Oliveras della Riva. Abbiamo appena velocemente inquadrato la panca italiana. Vediamo tra i pali la novità richignata, staffetta azzurra. Vediamo i gol, il replay, il gol che sblocca la partita in questo momento, il gol di Giulio Cocco sul tiro diretto. In pista per gli azzurrignata, Cocco che è rientrato dopo la botta alla nuca, poi Pignazzarra, Gavioli e Faccin, mentre l'azione francese con i fratelli di Benedetto, Carlo e Bruno, quindi Herman e Savreux. Tra i pali c'è sempre Pedro Chambel. Tutto è pronto per il secondo tempo. Ovviamente attenderemo assolutamente la risposta della squadra francese dopo lo svantaggio. Fallo in attacco di Claudio Di Benedetto, il terzo, sono 5 i falli per l'Italia. Intanto sono arrivate anche le formazioni di Catalogna e Portogallo che chiuderanno la prima giornata, ma prima c'è la cerimonia di apertura che probabilmente non trasmetteremo. Cocco con Gavioli per la Francia, ovviamente una Francia sempre molto aggressiva sul portatore di palla, come abbiamo visto nel primo tempo. L'Italia nella prima fase ha un po' sofferto tutto ciò, poi nella ripresa della seconda parte, diciamo dopo il time out chiesto da Alessandro Trucci, abbiamo sentito anche, ha cambiato un po' la musica. L'Italia aveva avuto più carattere, è riuscita a segnare, ma anche diverse conclusioni parate dal portiere portoghese. Pallina alta e si riprenderà da metà pista dove è stato scagliato il tiro. La selezione francese con Carlo Di Benedetto. Si è atterrato Cocco che commette anche fallo, il rischio anche il blu qui l'italiano che ha fermato di forza Claudio Di Benedetto. Vediamo i due che poi si parlano, qualche parola tra di loro. Non ci sono dei grandi rapporti tra di loro perché c'è ancora le scorie insomma quello che è successo in Argentina. Qui ha atterrato Claudio Di Benedetto in area, non c'è il fallo, te viene Fanny Piazza, siamo lontani da qui, non riusciamo a vedere cosa è successo. Siamo dall'altra parte della pista a vedere, non abbiamo visto proprio, è stato uno scontro, Pignazzara è stato pulito, visto solo cadere Claudio Di Benedetto in area. Gavioli per Faccin, Ale Faccin, 24 anni, forza all'Odi. Ora Gavioli, anche lui 25 anni, stessa età, stessa classe, facenti parte di quel meraviglioso oro under 17. Intanto c'è pallina alta, c'era il taglio di Gavioli, di Faccin sull'asta di Gavioli, è atterrato sul corpo di Chambel. Vediamo Claudio Cante, il portiere porto-francese o francese-portoghese, comunque naturalizzato. Vediamo il fallo in attacco di Faccin, sesto fallo di squadra italiano, 3 francese. La sicurezza di richignata. E vediamo inquadrati i giocatori della Catalogna e sopra quelli portoghesi. C'è un clima comunque abbastanza da torneo, non ancora a livelli di un europeo che insomma il livello, i sorrisi mica li vedi in quelle partite. Sembra che, se non sbaglio, Richignata è la sua, insomma, fino adesso c'erano 58 partite ufficiali in nazionale, non è la 51esima perché questo non è considerato effettivamente un europeo mondiale. Solo europeo mondiale sono 58 presenze, quindi insomma numeri da capogiro
se non ricordo male Leo Barozzi era intorno alle 80, qualcosa anche di più. Quindi, insomma, numeri veramente da capogiro, anche perché per dire Stefano Zampoli ne ha 4 presenti in nazionale, tutti nel mondiale, ovviamente con la nazionale senior, ma ha giocato anche in under 19, conquistando il bronzo. Lo vediamo nel mondiale del 2019 con l'under 19. Ora Faccina per i Pignazarra, ancora Gavioli da lontano, parte il talento in forza altissimo. Cocco a distanza, Parasciambel recupera la seconda pallina in Pignazarra, però viene deviata la sfera dal difensore francese. Ora Herman per Claudio Benedetto, poi Bruno cercare il taglio del fratello, arriva però il Pignazarra che aveva capito la scelta, tiro di Cocco in ripartenza, pallina che non viene presa dagli avversari e quindi l'Italia può garantire un nuovo possesso, altri 35 secondi, ma siamo a 30. Gavioli per i Pignazarra con il velo, anche forse il blocco di Ale Faccin, blocca proprio la palla in tutti i sensi. Tanto Gavioli veloce, il suo tiro, Ciambel ci arriva, ma bella l'idea degli azzurri con la sovrapposizione di Gavioli dopo la densità dei due atleti intercompagni. Ancora Gavioli, bella girata, applausi dal pubblico di fede italiana, i ragazzi di Follonica. È entrata con carattere in questa ripresa. Ora Carlo Di Benedetto, cercare due fratelli giocano insieme e l'assenza di Roberto è fondamentale. C'è il fallo di squadra numero 7 per gli azzurri, bastone di Ignata, tiro da distanza deviato dal difensore da parte di Cocco, non riesce a trovare la seconda pallina, lotta con Herman, recupera per un nanosecondo, ma recupera la sfera, la formazione transalpina con Bruno Di Benedetto, poi Remy Herman, ora formazione francese con Claudio Di Benedetto. Insomma, Italia più reattiva in questa ripresa rispetto all'inizio della partita. Ora Leo Savrò si complica un po' la vita, meglio per gli azzurri in superiorità. Il Pignazarra cercava il taglio di Ale Faccin, non ci arriva, bloccato da Herman che riparte per ripartire i suoi con Savrò, poi ancora Bruno per Savrò. Comunque l'assenza di Roberto Di Benedetto è giustificata perché insomma l'evento del weekend è il matrimonio di Pedro Enriquez, il primo portiere della Portogallo che è assente anche in questa competizione. Tutti al matrimonio di Enriquez, da cui Roberto Di Benedetto. Intanto cambio doppio per gli azzurri, escono Faccin e Cocco e entrano Malagoli e Compagno. Gavioli al centro per Malagoli, recupera però Claudio Di Benedetto in contrattacco, ottimo il Pignazarra, l'italo argentino per Compagno che non trovava il passaggio veloce per Malagoli. Bella l'idea, commette fallo Compagno, è il numero 8 al 6-12. Paragnata sul numero 8 Geflo, che ha impensierito un paio di volte la retroguardia azzurra nel primo tempo. È stato anche Anthony Da Costa, il numero 5, il barbuto francese, detto anche nei corridoi. Ora simpaticamente ovviamente Carlo Di Benedetto in contrattacco, ancora lui ci prova, Ignata con il gambale, dice di no. Sta alzando però la pressione dei francesi, siamo al 6° minuto. Malagoli.
Sarà Malagoli per Antonioni, è entrato anche nelle rotazioni del secondo tempo Morgan Antonioni, il 21enne forte marmino con carattere in centro per Malagoli, disturbato da Di Benedetto, ancora lui che riparte, il capitano francese per ancora Geflo, che ancora una volta è terminale offensivo. Grande scambio veloce per gli azzurri con Compagno sul primo palo di via Chambel. Geflo è stato anche lui nono fallo di squadra per gli azzurri, siamo al 7:40. Geflo 31 gol, primo marcatore del campionato francese, 25 anni del Lavenden. Carlo Di Benedetto per lo scontro fisico con Bruno, recupera Antonioni con carattere, Antonioni in superiorità, Compagno ancora lui, alza e schiaccia, non arriva il gol, vicinissimo ancora l'Italia, pericolosissima questa volta con un'azione prorompente del 21enne Antonioni. Ora Gavioli, mentre ricordiamo il nono fallo per gli azzurri, 3 della squadra francese. La maggior parte di falli arrivati nei primi 10 minuti del primo tempo, dovuto alla pressione dei francesi in attacco. Il partito si sta lentamente popolando. È stato scontro in centro area, Bruno con Gavioli e Morgan. Morgan l'angolo destro, ai vostri teleschermi. Ovviamente ringraziamo Esport 3 per la concessione delle immagini, ci danno questa opportunità di vedere questa bella partita. Malagoli per Compagno esce sulla destra a servire centralmente Malagoli, però c'è Da Costa che fa buona guardia. Geflo per il numero 5 Da Costa, con 2 Di Benedetto in attacco. Per recuperare il risultato viene utilizzati i 2 fratelli Di Benedetto, perché insomma è la coppia che fa la differenza assolutamente. Appena sono usciti l'Italia è cresciuta, e questo è visibile. Intanto è nato Elie Cinquini del Forte dei Marmi, il giocatore che bene si è completato nel primo tempo, Compagno sulla bella conclusione centrale, ha trovato un'autostrada. Cinquini, 32 anni del Forte, ha bloccato il suo tiro dalla distanza. L'Italia forza tanto dalla distanza, però forza anche i contrattacchi avversari. Geflo per Bruno, quindi Da Costa, Carlo Di Benedetto chiama il time out, la panca di Fabien Savereux. Non so da quanti anni sia in panchina il tecnico francese, ma secondo me almeno una decina, sicuramente anche 15 forse. 10° fallo azzurro commesso da Antonioni sulla percussione centrale di Carlo Di Benedetto, qui inquadrato. Il time out richiesto da Francia, che vediamo il tecnico portoghese. Andiamo a sentire il time out di Savereux. Là, sortez de votre balle pour qu'on envoie quelques shoots extérieurs, d'accord? Donc là ici, et celui-là ici, si jamais il n'y a pas possibilité, fin de tir, décalage ici, d'accord? Ça marche? Les shoots, c'est pas au bout de 5 secondes de jeu. On joue, et après, si on fait 5 secondes de shoot. Ouais, là, le problème, c'est que vous gardez la balle là, en fait, vous essayez toujours de combiner, d'accord? Et ici, vous jouez jamais. Quand vous jouez ici, là, ce que Nathan a fait, là, il m'a passé la balle, il s'est ouvert. C'est ouvert. Moi, là, le défenseur Nathan, il est venu là. Bah alors, Bruno, il est sorti, il y a la place. Si le défenseur Nathan, il reste là, on lui fait, Nathan, il vient, on bloque, rentre, lui, il ressort. En défense, il faut qu'on monte sur la balle. C'est le changement d'aile. J'ai coupé, comme ici à ton temps. Mets-toi de ton côté pour faire ton tunnel, d'accord? Pour aller chercher aussi patin cross. Tu vois, pas forcément pour aller à la cage. Tu vois ce que je veux dire? Torniamo in diretta dopo questa bella suonata di
Sirena, vediamo qui due conclusioni di Compagno che si è ben comportato. Ci sarà il tiro diretto di Carlo Di Benedetto al 10:32 del secondo tempo. Vediamo ancora la bella alzata e schiacciata di Checco. Carlo Di Benedetto impatta su Richignata, ancora Di Benedetto, la testa schiacciata ma con la testa Ricchi c'è al 10:38, para Richignata, tiro diretto, un fallo anche per la selezione francese, il quarto. E quindi non ha sfruttato questa grande occasione la Francia, che aveva sfruttato invece l'Italia nel primo tempo, il gol che però sblocca il risultato 1-0. Grandi parate, due parate di Richignata, il portiere capitano del Forte di Berganze. Ora che Flo, c'è il blocco irregolare, il numero 6, il fallo numero 6 su Cheo Compagno, che da quando è entrato in pista ha cambiato ancora l'Italia. Questo è il bello di questa squadra, che può cambiare di ritmo, può dare una scossa, un cambio di ritmo che l'Italia ha bisogno dopo magari un momento critico. In questo caso però Compagno non gestisce la pallina, però Malagoli ruba la palla a Cacosta, Malagoli dietro porta, Malagoli arriva Morgan, bella conclusione del modenese, però non impatta. Altra occasione, è la quarta occasione che l'Italia ha in questa ripresa, ma limpida, limpida. Malagoli per Compagno, 11 sul crono, Antonioni per Compagno, per Malagoli, si gira su Geflog, bel tiro del modenese. Fallo di Malagoli che fa una risata. Viene trovato il tecnico francese Savreux. Si lotta in balaustra tra il numero 2 appena entrato, ha già esordito Fabien Barengue del Saint-Omer, 5 gol, difensore. Pallina che si alza, l'Italia comunque presto reattiva anche in difesa. Non va Compagno, ci interviene Geflo, Carlo Di Benedetto disturbato da Antonioni, attaccato il portiere quasi abbracciato al veloce italo-francese. Barengo per Carlo Di Benedetto, sempre in pista in questa ripresa, giocatore del Porto. Cade fuori area, scusate, da Costa, è l'11° degli azzurri contro 5 francesi. Da Costa per Barengo, ricordiamo che è valido il pareggio, vale la differenza reti in questo modo torneo. Interviene Gnata fallosamente fuori dall'area con il bastone per rubarle la sfera al numero 2, anzi numero 8, Geflo. Da Costa impatta su Gnata, recupera in Pignazzar che non si intende con Elia. Cinquini, qui continuano i cambi e mi sono perso anche, quindi Compagno, Malagoli, Cinquini e Pignazzar. Cade Di Benedetto, c'era veramente il fallo. Malagoli in contrattacco, Malagoli nel stretto, il gol! Gol! Al 13:09 il Mala ci mette il suo zampino, se aveva avuto due occasioni nel secondo tempo e qui non ha mancato il suo gol. Contrattacco del Mala, nello stretto rivediamo un gioco di stecca, un po' di fortuna, poi però il gol preciso sotto la traversa, stavolta non impatta sul portiere il modenese e il Mala mette il 2-0 nella gabbia francese. Un contrattacco, non è proprio un limpido contropiede, però insomma 1 contro 1 e segna il gol del 2-0. Deve mantenere questo ritmo l'Italia, che si è comportata dopo l'iniziale 10 minuti abbastanza scioccanti, forse è un po' troppo forte, però insomma molto schiacciati dalla difesa francese, dall'attacco francese.
Ora rientra Bruno, però insomma si sente la mancanza di Roberto, soprattutto questa formazione che con Roberto ha una esplosività maggiore. Compagno per Malagoli, 13 secondi per arrivare al possesso. Aveva chiesto il lungo possesso nel primo tempo Ale Bertucci, l'unico time out richiesto da lui. Scadono i secondi, impatta il Pignazzara sui guantoni di Chambel. Esce Carlo e entra Bruno, quindi scambio tra i due fratelli, 10 minuti dalla fine. Bruno. In parte gli azzurri ripartono con Malagoli per i cinquini. Grande conclusione in girato, non look per il Forteramino, ancora non look per il Mala. Malagoli fuori per Checco. Diagonale fuori, poi cinquini per Compagno, poi neanche esce, se ne prenderà con un tiro indiretto per i Tres Alpini. Vediamo inquadrato il gol, però il match winner Malagoli, il trissinese, forza al GS Hockey Trissino, stato confrontato proprio oggi. Ancora c'è il fallo, l'ennesimo, il numero 12 contro 5 della Francia, più vicina l'Italia al 15° che non la Francia al 10°. Barengo, tiro telefonato, nulla da fare. Partono gli azzurri. Pignazzara per Compagno. Ancora Compagno, parte da lontano per Cinquini. Quindi Malagoli contro Cinquini. Cinquini si gira. Malagoli, stato di Pignazzara. Bello il numero di Compagno nello stretto. Qua però la difesa francese non è ottimale. Si è liberato benissimo. Prima ci siamo un replay perché veramente un bel movimento. È il fallo numero 13 intanto dall'altra parte. Si spiega il Pignazzara. Qui vediamo il bel movimento di Compagno, ma la difesa un po' a farfalle della squadra francese. Bellissima conclusione ravvicinata di Compagno alle sue corde, il giocatore breganzese. Fallo in attacco di Bruno, è il sesto. L'Italia vicina al 15°. Siamo ormai al minuto 15. Pignazzar per Compagno, ancora il Pignazzar. Fuori per Compagno, impatta sulla bastone di Barengo. Da Costa, gol di Da Costa al 15:48. Insomma, una difesa italiana un po' in ritardo. Da Costa ha avuto l'autostrada con due passaggi con Bruno, poi Da Costa, difesa un po' passiva, il gol che rimette in carreggiata i Trasalpini con Da Costa, difensore, ma ha fatto questo tiro a mezza altezza, sorprende Gnata, riapre, se mai si era chiuso il match. Gavioli per il Pignazzar, uno dei primi errori nel secondo tempo della difesa italiana. Da Costa, autore del 2-1 contro Malagoli. Ora meglio il numero 5 in area, Paragnata, ma ancora lui che ha quasi un passaporto in area per libero accesso in area, e quasi non segna il pareggio. Ora Pignazzar, già il Compagno. Pignazzar, Gavioli che voglia lontano. Limonoso veloce, entra in area, Malagoli era al limite, non era al centro, perde questa bella in tentativo azzurro. Ancora Malagoli recupera la sfera a metà pista, ma la recupera a sua volta Bruno Di Benedetto. Bruno contro il Pignazzar. Attenzione a queste palline lanciate in area, perché insomma ne abbiamo dei validi e ancora vivi ricordi. Time out chiesto dalla panchina italiana, andiamo a sentire Ale Bertolucci e ci prendiamo anche un attimo di pausa.
ad andare a concludere dopo 15 secondi di possesso. Ora è il momento che vanno fatti ballare, nel momento che arrivava la palla a Checco sapevo già come andava a finire. Lì do e taglio, li faccio, l'abbasso, li alzo, avevamo completamente il dominio della partita, l'abbiamo rimessa in partita. Bisogna lì che bisogna crescere un po', capire il momento quando è, a fare un tiro no, ok, stiamo giocando bene, stiamo difendendo bene, non roviniamo con bischierate, ok? Restiamo concentrati, diamo profondità, teniamo il campo largo e nel momento quando manca 10-15 secondi, guarda c'è un blocco per andare al tiro, ma dopo lì siamo equilibrati. Va. Non abbiamo furia! Abbiamo sentito il time out mister Bertolucci, l'avete sentito tutti, insomma chiede più carattere in quelle situazioni durante la partita, in vantaggio 2-0, un gol si poteva evitare assolutamente, difesa in ritardo. Abbiamo sentito anche l'urlo di Elia Cinquini, non abbiamo paura in pista, di quello che insomma ha portato avanti l'Italia per il 2-0 in questo secondo tempo, non aver paura. Però qui è errato il possesso azzurro, siamo ormai in 7 minuti alla fine, la Francia cerca ormai in tutti i modi, ovviamente negli ultimi 5 entrerà anche Carlo Di Benedetto, per ora in panchina, fa il numero 14 intanto. Presto ci sarà un tiro diretto per i francesi, visto il metro abitale, cioè si fischia ogni cosa, ovviamente questo è il metro. E c'era presto un tiro diretto, doveva trasformare questa volta la Francia, visto che non aveva trasformato in prima battuta. Geflo per Barengo, poi lo scambio con Da Costa, scambi veloci pure per la Francia come nel primo tempo. Benedetto fermato fisicamente da Gavioli, poi Da Costa per Barengo contro compagno alla meglio il breganzese, serve Frank Pignazzara con il compagno, manca l'aggancio. Il giocatore gioca qui nella OK Liga spagnola, ora Gavioli per Cocco, poi i due scambiano la sfera, pallina che salta nello zoccolo della pista qui dal pavellone municipale Oliveras della Riva a Santi Ippolito de Voltregà. In piena Catalogna, Gavioli per compagno cerca di gestire ora l'Italia, ma i secondi stanno per scadere. Cocco cercare il movimento di Pignazzar, Cocco che non gli piace la situazione, quindi apre per Gavioli, ultimi 3 secondi. Gavioli finiscono i 45 secondi, parte la Francia, falli 14 contro 6, ricordiamo per i nostri telespettatori che sta seguendo in diretta su YouTube, lo saremo anche domani più pomeriggio all'una contro la Catalogna e poi alle 18 contro il Portogallo, due partite probanti domani per gli azzurri. Vedendo il calendario, l'ipotetica finale dovrebbe essere Catalogna-Portogallo, vedendo il calendario, poi andiamo a vedere in pista se confermeranno le due migliori formazioni del torneo, Catalogna e il Portogallo, che si incontreranno proprio stasera alle ore 8:30 qui nel piastrellato, nello storico piastrellato di Santi Poi de Voltregà. Il Pignazzara in mezzo a 3, serve fuori Gavioli, attenzione l'Italia con Gavioli, occasione, ma anche Ciambel ha più sangue freddo, qui c'era un po' di più di sangue freddo per gli azzurri, grande occasione non sfruttata, era 3 contro 1 praticamente, quindi Ignata salva la situazione, cade un giocatore forse fuori dall'area, non c'è fallo, era il 15esimo, ultimi 5. Che occasione qua per gli azzurri in netta superiorità numerica. La Francia ha uno schema 1-3, deve ancora entrare Carlo, quando entrerà Carlo sarà ancora più estremo. Cocco per Gavioli, esternamente per compagno, pallina intercettata però da Bruno, poi Barengo per Geflo, esce Barengo ed entra Savreux, il figlio del tecnico ovviamente, Leo Savreux del Saint-Omer, al centro per grande tiro di Geflo, interessantissimo questo numero 8, insomma dopo alcuni anni in Francia è cresciuto molto, sono
Bomber, 31 gol, mio marcatore francese. Allora l'Italia che fa un po' di fatica a gestire la palla esternamente. Il Pignazar per Compagno, per Gavioli per Compagno, 3 minuti alla fine. Compagno sta per scadere i secondi, 10 secondi. Tiro di Cocco, deviazione di Compagno, lasciato imprudentemente libero, no? Rettifica dell'arbitro, aveva battuto, c'è il time out però richiesto dalla panchina ancora italiana, aveva parato il portiere. Qui vediamo un'azione, grande azione di Geflo, una parata se non erro del portiere di Ignata. Andiamo a sentire il time out. Altrimenti restiamo a quadrato largo, la palla gira e la palla esce, ma quello che esce dentro porta deve uscire rapido, deve uscire prima che arrivi la palla, in maniera che la stop si mette frontale. Se sono attaccato vado sulla balaustra piuttosto mi faccio far fallo, se no la ricevo risalita, ascoltatemi perché questa è importante, va giù mentre risalgo. Se non voglio invertire la stoppo, pum pum e la ritiro fuori, ok? Quando la diamo giù, chiamami subito la rientro. Nella risalita c'è le spalle. Poi se c'è lo spazio si va, restando equilibrati. Dai, controlliamo il fallo, Abbiamo sentito le parole di Ale Bertolucci, vediamo qui una delle grandi azioni del secondo tempo. Che occasione qui per Gavioli. Non l'ha alzata, vicinissimo al gol, quindi l'Italia meritava lì. Ma anche un'altra azione di superiorità numerica con la difesa francese da farfalle. Comunque 3 minuti e 30 entra Carlo Di Benedetto con Bruno, Savreux e Herman, mentre coach Bertolucci sceglie il quartetto del Trissino, quello che è campione d'Italia da 2 anni. C'è Malagoli, Pignazar, Cocco e Gavioli. Malagoli contro 2, era meglio la Francia con Herman, mancano 3 giri di orologio. Herman supera i Pignazar, serve Carlo Di Benedetto con Gavioli che cerca di disturbarlo. Ancora Carlo, Bruno. Ora Bruno, attenzione ai falli. Gavioli per Cocco, ancora Gavioli per il Pignazar, per Cocco, per Malagoli, si gira per Gavioli che era sull'angolo destro. Siamo a 2:45 alla fine. Gavioli, lunga gestione della squadra italiana, 25 secondi per arrivare al tiro. Malagoli, il Pignazar per Cocco, Gavioli, è bella fluidità di pallina, però bisogna ritrovare anche il tiro che intercetta Carlo Di Benedetto. Ultimi 2 minuti, Carlo Di Benedetto al centro per Bruno, pallina che rimane lì, Cocco neutralizza, ancora Giulio, il capitano quest'oggi, pallina che viene deviata da Savreux. Pallina deviata, quindi sarà un possesso azzurro, sempre molto attivo Ale Bertolucci che chiede proprio il movimento in attacco degli azzurri. 2:12 alla fine, 2-1 per l'Italia, decide per ora gol di Malagoli in contrattacco. Gavioli per Malagoli, ancora per Gavioli, attenzione alla Francia che caccia a tutto campo, attenzione anche ai falli ovviamente. Recupera la pallina Carlo Di Benedetto, 1:45 alla fine. Carlo Di Benedetto per Savreux, per Herman al centro, brutta però questa conclusione, meglio per gli azzurri che ripartono con Gavioli, attenzione ai secondi in difesa, pallina che si perde, viene intercettata dal giovane Savreux, il 21enne del Saint-Omer. 90 secondi alla fine, Savreux al centro per Carlo, c'è un attento il Pignazar, tutti biondi, non riesco a capire da qui lontano, c'è il fallo, scivola, attenzione Bruno in centro, arriva il bastone di Gavioli, attenzione però la pallina che rimane lì, Malagoli intercetta, fallo di Bruno, c'è il settimo, 1:12 alla fine,
non ci arriva Gavioli, dice no, qui vicino alla nostra postazione. Ultimi 60 con Savreux, tutto per tutto per la Francia, con il tiro intrecciato da Bruno, non c'è fallo, ancora Bruno, Malagoli quasi intercetta la pallina, 50 secondi ancora Bruno per Rémi Herman, sempre al centro area, Carlo Di Benedetto cerca la deviazione, Herman lotta contro Cocco, ma si ferma poi la pallina con il pattino, il numero 4 in forza al Viana in Portogallo, mancano 43 secondi. Su Italia-Francia stendo un velo pietoso, che può succedere nell'ultimo minuto, però mancano 43 secondi, il Palazzetto sta riempiendo per l'ultima partita, la cerimonia di apertura tra pochi minuti. Dato veloce con Cocco insieme a Pignazar, vicinissimo al gol, ennesima occasione con la grande concessione della difesa francese a questi attacchi italiani. 25 secondi, pallina che ci stava, che era indirizzata a noi, assolutamente indirizzata a noi. È arrivato un buon uomo con la mano a salvare la strumentazione di una fotografa e poi anche del mio computer. 24 secondi alla fine, Cocco con Malagoli, poi Gavioli, partita che viene persa dagli azzurri, 17, Carlo Di Benedetto contro Cocco, ancora Di Benedetto, non scivola, non c'è fallo, il Pignazar, ultimi 9 secondi, il Pignazar per Malagoli, ancora un ottimo il Pignazar, finisce qui, finita la partita, 2-1. 2-1, vittoria per l'Italia all'esordio della Golden Cat, decide il Mala, Andrea Malagoli in contrattacco, primo gol di Giulio Cocco al 16:42 su tiro diretto, due traverse di Cinquini e Bruno Di Benedetto, qui gli abbracci tra gli azzurri al decimo del secondo tempo, il tiro diretto, questo è fondamentale, il tiro diretto parato a Carlo Di Benedetto a parte di Ignata e mantiene l'1-0 degli azzurri, fondamentale perché a vedere le occasioni è stato quello decisivo. Al 13:09 Malagoli, il gol decisivo, il contrattacco 1 contro 1, superato Chambel, e poi 15:48 Da Costa ha ridotto il gap, però insomma a livello di occasioni, che vediamo il gol, il tanto di Cocco, rivediamo il gran gol a mezza altezza, a livello di occasioni l'Italia ha sicuramente meritato più dei francesi, che hanno iniziato molto bene nel primo tempo, che insomma ha tenuto schiacciati gli azzurri in difesa, rischiando anche di capitolare più volte grazie alle parate di Stefano Zampoli. Poi qui il gol decisivo di Andrea Malagoli nello stretto e poi sotto misura, ne vediamo il contrattacco rubato pallina. L'Italia ha giocato leggermente meglio nella ripresa, soprattutto a livello anche di occasioni, ne ha avute molto di più, anche non ne ha sfruttate, con Gavioli e con Malagoli soprattutto. Insomma una bella prestazione di tutti gli 8 giocatori più i 2 portieri, 10 giocatori azzurri. Vediamo il gol di Da Costa, l'unica vera disattenzione nel secondo tempo, tolto il primo tempo in cui è stato leggermente superiore alla squadra francese. Vediamo il gol di Da Costa e poi questo 15° fallo che non è arrivato. C'è una foto ricordo con i piccoli delle Follonica, e quindi finisce 2-1, primi 3 punti per l'Italia. Vediamo in fondo a sinistra i giocatori azzurri che scattano una foto con i piccoli del Follonica, mentre su un campus qui intorno alla Catalogna. E niente, finisce qui la prima partita. Non smetteremo mai di commentare gli azzurri, questa grande opportunità data da FISR. Ringrazio per aver pensato a questa radio telecronaca, e ringraziamo ancora Sport 3 per la concessione delle immagini. Noi ci risentiamo domani alle ore 13 per Italia contro Catalogna, la seconda partita, e mentre potete trovare Portogallo contro Catalogna tra pochissimi minuti, tra circa 45 minuti, su esport3.cat. Per Stefano Zamperi è tutto, ringraziamo ancora tutti quelli giocatori che ci hanno seguito e ci risentiamo domani alle 13 per Italia contro Catalogna. Un saluto da Stefano Zamperi e buonanotte.